Un pignoramento record. Il motivo: 24 milioni non pagati dalla Regione allo studio Net Engineering che progettò la metropolitana di superficie, che con interessi e spese sono lievitati a quasi 30 milioni e mezzo di euro. Scattato il pignoramento di beni pubblici regionali per il controvalore. In più, ogni giorno 4.500 euro di interessi finiscono a carico dei veneti. Pare che l'errore risalga alla metà degli anni 90, quando la giunta di allora affidò direttamente il progetto allo studio Net di Giovanni Battista Furlan, salvo poi ripensarci e metterlo in gara. Dopo vari tentativi di accordo bonario, tutti saltati, iniziò la causa. Ben 11 sentenze hanno dato ragione a Furlan, ma il saldo non arriva, un comportamento inspiegabile. Non abbiamo un interlocutore con cui parlare. E nessuno può dire di non essere informato. Soprattutto negli ultimi periodi noi abbiamo sempre informato tutta la giunta, tutti gli assessori di quello che stava accadendo. E c'è il vuoto. Il PD parla di scelte politiche malfatte, di una sconfitta per la Regione e di un servizio pubblico mai realizzato. Si tratta di una vicenda che non solo è negativa dal punto di vista economico, ancor di più è negativa dal punto di vista materiale, cioè del sistema del trasporto pubblico, e purtroppo pagano i cittadini. Perplessità su questa causa infinita anche nella maggioranza. Il fatto che ogni giorno scattino 4.500 euro di penalizzazione, di multa, chiamiamola così per farci comprendere, pone una questione importante sui tempi. Ogni giorno quei 4.500 euro sono sottratti a delle cose buone che si potrebbero fare. In giunta c'è comunque serenità e si ricorda come la vicenda sia nata nei primi anni 90 in tempi di larghe intese politiche. Se avanza soldi è giusto che venga pagato come qualsiasi altro ente, se sono soldi che non li avanza faremo tutte le rimostranze anche noi, perché ovviamente l'ente pubblico abbia e faccia i suoi interessi.